non lo so se anti-baby gang, potremmo dire che è una possibilità. Credo che i ragazzi non siano diversi da quelli, è che forse hanno trovato qualcuno, qualche strada, qualche sentiero sul quale incamminarsi che è diverso. Sarebbe bello se anche quelli, ecco che in fondo sono tutti nostri, delle nostre comunità, avessero queste opportunità. Perché le opportunità ci sono, ribadisce Don Paolo Slompo, nei mesi in cui spesso si parla di giovani in chiave negativa. Una di queste si chiama Millumino d'impegno, un weekend di servizio e formazione dedicato ai ragazzi delle superiori tra il 9 e l'11 febbraio. Questi ragazzi, allora, il venerdì sera, dopo aver fatto un momento di formazione, dormiranno qui nei locali del Duomo e poi partiranno verso le strutture in cui sono ospitate situazioni di fragilità, dalle anziani a ex tossicodipendenti, case in cui ci sono dei minori, psichiatrici, disabilità. Il loro servizio sarà semplicemente di star loro accanto. Ecco, non hanno competenze professionali, ma in questo passaggio di umanità, ecco, potranno crescere gli uni con gli altri. Mai come in questa edizione i giovani hanno risposto in massa, oltre 150, tanto che le iscrizioni a un certo punto sono state chiuse. Tra le associazioni che apriranno le loro porte anche la Caritas. Perché l'incontro è solo un incontro che fa superare gli stereotipi, i pregiudizi, non solo con i migranti, ma anche con i disabili, ma anche con tutti coloro che riportiamo diversi dalla nostra realtà. E la realtà dei giovani richiede coinvolgimento e ascolto, non solo. Sospendere il giudizio è una cosa buona, che non vuol dire che va tutto bene, va tutto comunque, eccetera, ma sospendere il giudizio è importante per cercare prima di tutto un incontro e poi di capire un po' meglio chi abbiamo davanti. La conclusione sarà domenica con la messa in Duomo col Vescovo. Anche quello è un momento in cui si dà una cornice particolare a un'occasione di servizio e di incontro.